benvenuti. Oggi è sabato 23 settembre 2023. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 18:55. La luna sorge alle 4:01 e cala alle 18:07. Il santo del giorno è Padre Pio. Il nome Pio viene dalla devozione cristiana e significa ligio alla religione, virtuoso, pietoso. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il verde, la pietra lo zaffiro e il metallo l'oro. Certe giornate non resto ferma un attimo, mi muovo come una trottola da un posto all'altro e la sera, dopo un'intera giornata sui tacchi, mi ritrovo con piedi stanchi e gonfi. Uno dei classici rimedi per dare sollievo ai piedi è il pediluvio. Basta mettere a bollire dell'acqua, lasciare in infusione un po' di sale e bicarbonato per sentire subito una sensazione di leggerezza e di sollievo. Buon compleanno a Gino Paoli, che oggi compie 89 anni. Ha scritto e interpretato brani popolarissimi come Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine, Una lunga storia d'amore e Quattro amici. 7 i festival di Sanremo ai quali ha partecipato, mentre non si contano le collaborazioni con i colleghi. Sono invece 74 gli anni del boss, Bruce Springsteen, uno dei più amati cantanti rock della storia. È diventato famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, in particolare negli anni 70 e 80. Fra gli album di maggior successo Born to Run, The River e Born in the USA, in cui ha raccontato la quotidianità degli ultimi d'America. In più di 40 anni di carriera ha venduto circa 120 milioni di dischi. E terminiamo questa carrellata di cantanti facendo infine gli auguri anche allo spagnolo Julio Iglesias, oggi ottantenne. Con 300 milioni di dischi venduti è l'artista latino di maggior successo di tutti i tempi, è il 7° in assoluto. Da ragazzo è stato portiere del Real Madrid, ma un grave incidente stradale nella notte del 20° compleanno ha cambiato tutto. Nell'anno e mezzo di convalescenza ha cominciato a scrivere canzoni e a non smettere più di farlo. Tra i singoli più famosi, Se mi lasci non vale e Sono un pirata, sono un signore. Aveva osato raccontare nei suoi articoli le logiche di potere della camorra. Per questo il 23 settembre del 1985 il giornalista de Il Mattino di Napoli, Giancarlo Siani, venne trucidato da un comando di killer a colpi di pistola mentre era sotto casa a bordo della sua auto. Aveva solo 26 anni. Oggi parliamo dello zenzero. Questa spezia ha diverse proprietà e benefici. È digestiva, depurativa, antireumatica e aiuta a combattere la cellulite. Inoltre riduce i gonfiori addominali e infine abbassa la pressione, migliorando il flusso sanguigno. Insomma, un vero e proprio tocca sana da aggiungere in modo equilibrato nella nostra dieta. E adesso scopriamo cosa riservano per noi le stelle con i consigli del nostro Marco Amato. Buon weekend ai 12, oggi è tecnicamente l'ultimo giorno d'estate. Ebbene, prepariamoci all'equinozio d'autunno. In quest'ultimo giorno d'estate i segni zodiacali faranno Ariete. Farete faville con una luna in Capricorno che metterà a dura prova la vostra fermezza, ma vincerete a fine giornata con la vostra ferma volontà. Toro, stupenda luna di Trigono, un toccasana il fine settimana che vi aiuta a rimettere in ordine tutto, soprattutto i sentimenti. Si potrebbe dire che finalmente si tira un sospiro di sollievo e adesso provate di nuovo a rivedere le cose in una prospettiva più positivista. Gemelli, le opposizioni della luna sono finiti e adesso vi si lascia il tempo per divertirvi e godere di tutta una serie di prospettive nuove. Amici e socialità sono i motivi dominanti di questa giornata molto dinamica. Potrete anche avere lo spazio per farvi belle e dedicarvi un po' al vostro corpo e alla cura dello spirito. Cancro, la giornata oggi prevede la luna in opposizione. Per voi Cancro è un aspetto un po' dinamico e non sempre semplice da tenere sotto controllo. Infatti oggi sarà importantissimo mantenere il self-control. Leone, giornata decisamente molto interessante. Il Trigono vi ha caricato di energie positive, l'amore c'è
E adesso nel weekend la vostra idea è quello di ritirarvi in intimità per rivivere dei momenti bellissimi con il partner e questo accadrà. Ricordate comunque delle scadenze importanti perché ordinare un nuovo lavoro o anche per chi avesse bisogno di investire economicamente, questo è un periodo che richiede semplicemente attenzione ma riserva un grande successo. Vergine, giornata decisamente molto proficua visto che la luna entra finalmente in trigono e questo risolleva un po' il vostro morale semplicemente stanco e stressato. C'è di nuovo spazio per i sentimenti e oggi una buona notizia finalmente va lieta. Qualcuno dal passato vi ricerca. Bilancia, la giornata di oggi è una lunga preparazione a quello che è il vostro momento zodiacale più importante. Il sole sta per entrare nei vostri gradi e quindi lì inizia un nuovo corso della vostra vita. Giornata quanto mai significativa perché vi sentirete emozionati e vi sentirete alla fine di un percorso faticoso ma eroico. Scorpione, luna amica oggi anche molto concreta, soprattutto per lasciarvi lo spazio di confrontarvi nel sociale, di confrontarvi con un amico parlando di voi stessi e di quello che siete riusciti a superare. Oggi il confronto e la relazione saranno fondamentali. In serata un'ottima uscita con amici e con un partner decisamente molto focoso. Sagittario, luna di secondo campo, finalmente entrano dei soldini, quelli non dispiacciono mai, la vostra positività è tornata, che aspettate ora a dedicarvi di nuovo all'amore e ai piccoli viaggi fuori porta che tanto amate. Capricorno, luna oggi nei vostri gradi, un po' seriosa sicuramente, ma una luna che vi mette di nuovo in prospettiva tutto. Le emozioni sono assolutamente al culmine e oggi vi sentirete più innamorati che mai. Alcuni Capricorno potrebbero fare delle proposte molto compromettenti che riguardano le scelte di una vita. In bocca al lupo. Acquario, giornata oggi con una luna molto emotiva, un po' di ricordi, un po' di emozioni, ma sicuramente stimoli che vi saranno utili. Anche ricordarvi di qualche appuntamento che state saltando perché siete troppo pieni di impegni non vi farà male, quindi guardate l'agenda e cercate di non deludere le persone che credono in voi e che nutrono delle aspettative di presenza nei vostri confronti. Pesci, un weekend molto complesso, Luna e Saturno finalmente fanno pace e dai vostri gradi la sicurezza emotiva torna. Oggi però invece che fissarvi su ciò che non avete ancora ottenuto, guardate a ciò che invece avete conquistato, anche perché da domani si cambia completamente stagione. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Assumendosi le responsabilità di un attentato compiuto il giorno prima, il 23 settembre del 1943, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia. Verrà fucilato a Roma poco dopo. Essere in un brodo di giuggiole, toccare il cielo con un dito, essere al settimo cielo. In italiano sono tante le espressioni utilizzate per parlare di quel senso di felicità indescrivibile che ci colpisce quando abbiamo delle notizie inaspettate e bellissime. Ma come si dice in inglese? L'espressione on cloud nine sta proprio ad indicare quella gioia irrefrenabile che proprio non riusciamo a trattenere. Avete perso qualche puntata del Almanacco? Non preoccupatevi, potete recuperare tutti gli episodi su Sicilia Play su YouTube. Ci sono molti misteri nella vita di Padre Pio. Miracoli, apparizioni, le stimmate, la persecuzione subita dalla Chiesa. Nato a Pietralcina, Francesco Forgione già da bambino riceve frequenti visite di Gesù e Maria e vede demoni e angeli. Pensando tutti abbiano queste facoltà non ne parla. Pensando tutti abbiano queste facoltà non ne parla però nessuno. A 16 anni entra in convento con il nome Fra Pio,
Nel 1916 viene trasferito a San Giovanni Rotondo e appare sempre più chiaro che la sua vocazione è compatire e caricarsi del male e del dolore altrui. Il suo nome inizia a diffondersi. Il 20 settembre 1918 riceve le stimmate della Passione di Cristo, che per 50 anni restano aperte, dolorose e sanguinanti. Lo visitano medici che non capiscono, viene sospeso e solo dopo diversi anni viene reintegrato nel suo ministero sacerdotale. Quando muore, il 23 settembre 1968, le stimmate scompaiono dal suo corpo. Beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002. Ci salutiamo con la frase del giorno. In tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. Arrivederci, a domani, un saluto dalla vostra Naomi.